Salve a tutti ragazzi e benvenuti nel mio primo episodio della Vanilla. Iniziamo con questo luogo di spawn alquanto strano. Penso di essere dentro un canyon, quindi farei meglio a prendere un po' di ghiaia per salire. È la prima volta che vi capita una cosa del genere. A voi? Comunque, sono Akim. Oggi ho intenzione di iniziare il mio primo episodio della Vanilla, cosa che ho sempre sognato di fare, soprattutto su YouTube. E niente, io spero di non annoiarvi. Mm. Ora, 16 blocchi, dubito che bastino per salire, quindi direi che è meglio raccogliere più ghiaia. Certo che per iniziare in un luogo simile sono davvero sfortunato, eh. 22 blocchi basterebbero? Non lo so. 27 direi di sì, dai. Salgo da qua e inizio. Sì, bastano e avanzano. Perfetto. Eh, sembra un bel mondo. Molto carino, devo dire. Mi ero dimenticato che la Yaya è afflitta dalla gravità. Ok, mi sembra un mondo abbastanza bellino. E non so, io direi di continuare a cercare. A quanto pare questa è una pianura, però ecco, diciamo che odio questo genere di cose nelle pianure di Minecraft. Per esempio, va bene, gli stagni possono essere un problema, ma se si è un bravo builder si possono usare a proprio vantaggio, giusto? Magari ci crei una casetta per pescare, oppure, che ne so, ci fai una cosa carina con le ninfee, le canne di bambù. Io direi di iniziare a raccogliere un po' di legno, preferibilmente non da questo albero, ma da questo. È il primo episodio, quindi ci saranno le cose più basilari di Minecraft. L'obiettivo per questa giornata è farmi una piccola casa. Mi sembrava strano. Comunque, mi sembra una bella pianura, soltanto che non mi piacciono molto queste scalinate, tra virgolette. E lì vedo alberi, che sia un bosco. Eh sì, è proprio un bosco di quercia, anche un po' di betulla. Eh, hm, colpa mia che non guardavo dove stavo andando. Ma guarda un po' te, è una foresta di Dark Oak. Buono. A me piace molto la Dark Oak come blocco da costruzione. La Dark Oak e la quercia sono i miei blocchi da costruzione preferiti. Questo mondo non è niente male, eh. Mi sta piacendo. Qui c'è un bosco. Ragazzi, purtroppo ho avuto un problema, mi ha crashato Minecraft, però ora sono a posto. Ho trovato questo bel posticino, che non è la pianura di prima. La pianura di prima l'abbiamo lasciata là, tipo, penso. Questa è una piccola radura, infatti è una pianura circondata da un bosco e ci sono un bel po' di animali che forse non è il caso ucciderli ora, anche se avrei fame, però preferisco evitare ucciderli a mani nude. E in realtà ne avrei molto bisogno perché sto morendo di fame e mi dà fastidio non poter correre, quindi faccio un po' di bastoncini, mi faccio la cosa più essenziale, ovvero un piccone, e mi faccio una spada, tanto per. E ovviamente non può mancare un'ascia, per il resto ci penserò.
più tardi, ovvero quando avrò abbastanza pietra. Iniziamo con l'uccidere un po' di polli e vedo che abbiamo già 4. Non è stato shottato, strano. Ok, Michael Jackson. Ah, nel caso vi state chiedendo perché salto prima di attaccare, dovreste sapere che se salti e poi attacchi in caduta, con qualsiasi arma, hai il 100% di probabilità, o almeno penso sia al 100%, ma se non è il 100% sarà una probabilità altissima, di infliggere un danno critico, cosa che senza saltare mh, potrebbe succedere, ma potrebbe anche non succedere. Inizio col prendere un po' di legno, io direi di abbattere un'intera quercia scura, e quindi il deforestatore che c'è in me entra in azione. Ok, finiamo di prendere il ceppo. E intanto ho finito la mia prima ascia purtroppo. E oh mio Dio, non dirmi che già si sta facendo notte, perché io ancora non ho fatto un bel niente. E purtroppo è così, si sta facendo notte. Io farei una cosa, ovvero andrei qua, in miniera. Magari mi rifugio anche perché non voglio avere a che fare con i mob, almeno quelli esterni. Quindi prendo un po' di pietra e intanto ho già fatto anche un achievement e mi barrico un attimo. Quindi facciamo così, così. Penso che non dovrebbe poter entrare nessun mob a meno che non salti, e potrebbe essere un problema, quindi meglio chiudere. Perfetto, ora sono 100% al sicuro e posso scavare in pace. La prima cosa che ho intenzione di farmi è una fornace per cuocere il pollo che ho appena raccolto, così da non essere in pericolo di fame o comunque in caso di combattimenti essere preparato a curarmi con il cibo. Ora mi faccio la crafting table che avrei. eh, Ora mi sono fatto una fornace e una crafting table. La crafting table l'avevo già. Iniziamo col cuocere il pollo che ho preso e a fare un piccone di pietra. Poi mi faccio anche un'ascia di pietra e una spada dello stesso materiale. Ok, perfetto. Prendo un po' di pietra già che ci sono. E mi faccio gli ultimi due attrezzi che mi mancano. Almeno penso di non averne dimenticato nessuno. Il pollo vedo con piacere che è già stato cotto. E questa lava purtroppo andremo a chiuderla.
purtroppo per lei si intende. Ecco, la precauzione non è mai troppa, ora potrebbe sbucare un mob e farmi molto molto male. Intanto mi faccio già una torcia, così posso vedere. E prendo questo ferro qua, che ho trovato. Una bella vena di ferro, eh? Quanti? 8. Precisi per una fornace. Sembra una caverna abbastanza grande. E qua si esce. Allora, raga, sono andato, ho raccolto un po' di legno. Infatti, come vedete, ho 66 pezzi di quercia e 36 di quercia scura. E ho anche 62 pezzi di cobblestone e ho preso 14 di ferro. Ora, in teoria dovrei avere abbastanza materiale per farmi una prima casetta. Allora, facciamola in uno stile abbastanza rustico. E già sto morendo di fame. Purtroppo non ho raccolto molto pollo, infatti io sono un pezzo, non cotto per di più. Dovrei andare a cercare delle mucche. Ok, 8 pezzi di sabbia vanno bene, perché vorrei fare i vetri. Qua metto la crafting table e qua metto la fornace. Farò una casetta molto molto piccola, insomma. Una casetta giusto per iniziare e ci sta, insomma. Se questo pollo si leva, io ti avevo avvertito. Ok, qua ci sarà la porta. Qua tolgo quest'erba in eccesso. Perfetto. Vediamo un po' se ci basta questo legno, se no non è un problema. Ce ne procuriamo dell'altro. Ho intenzione di fare il, il pavimento. Ho intenzione di fare la scacchiera, se questo pollo si leva. Ho intenzione di fare lo scacchiero tra legno di quercia scura e legno di quercia normale. Quindi prendo la shovel. Oddio, non avete niente di meglio da fare voi polli? Oh, quanto rompono. Per sbaglio ho appena... Vabbè, non è un problema, dai. Ok, ora cambio.
ragazzi, finalmente sono riuscito a finire la mia bellissima casa. Ora voglio dare l'ultimo tocco, ovvero quello di mettere un piccolo balcone dietro, dato che ho lasciato uno spazietto al posto della finestra, e ho intenzione di fare questo. No, aspetta, così si faceva cancellino. In realtà un cancellino mi servirebbe, quindi me ne faccio uno e faccio anche questi e me ne avanza un po'. Ok, ora qua metto le slab, prima o poi qua toglierò l'albero, anzi comincio a farlo ora, va. Ho finito l'ascia, mi ero dimenticato. Va bene, qua metto la fence, perfetto. Ora da qua, volendo, potrei anche uscire. È una specie di uscita sul retro, un po' più rischiosa, ma comunque è giusto averla. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, io vi ringrazio della visione. Nel prossimo episodio ho intenzione di fare un episodio in miniera e come obiettivo ho quello di trovare del diamante o almeno qualche minerale prezioso. Perfetto, io vi ringrazio della visione, ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.